Sono molto contento e orgoglioso di presentare uno degli eventi più iconici del nostro territorio, della Marca Trevigiana e in particolar modo del Montebellunese, mia zona d'origine, che è appunto il Palio di Trevignano, o meglio il Palio del Battarpanoce. Dal 20 al 29 giugno la città di Trevignano si animerà con le 6 borgate e tutti insomma potranno partecipare ad un evento di festa, di piazza, dove si sfideranno per come dire, diventare i campioni, no, del Palio di Trevignano, per cui non possiamo far altro che invitare quanti più veneti a partecipare, perché è un evento e un palio bellissimo. È un momento di unione della comunità, a me la parola comunità piace molto e questo palio la rappresenta. E per questo bisogna ringraziare tutti i volontari, a partire dal presidente Claudio Pozzobon, ma tutti quelli che ci mettono l'anima per far stare insieme in un momento di festa, che non è solo festa, ma è proprio elemento di unione e di comunità, una parola che a me piace tantissimo. Sarà una settimana, ma una settimana intensa. Partiremo il 20 di giugno con la presentazione del palio, la presentazione ufficiale, e domenica 21 con il palio femminile che abbiamo prima illustrato. Poi ci saranno 2 giorni di stop, a partire da mercoledì fino a domenica saranno giornate intense di spettacolo e di tradizione. Come si diceva prima, ci saranno il palio comunale, ci sarà il super palio e la domenica ci sarà il palio tradizionale delle borgate. Chi passa per Trevignano dalla prossima settimana vedrà proprio un paese addobbato a festa, dove tutti quanti, ogni frazione, ogni borgata mette il proprio impegno per manifestare, diciamo, questa gioia di far festa, addobba le vie con stendardi, fiocchi, e quindi è proprio una settimana di festa, diciamo, di convivialità, di socialità all'interno del nostro comune. Che nasce comunque come rievocazione storica. Certo, come dicevo prima, abbiamo adesso in questi ultimi anni grossi eventi con radio eccetera eccetera, ma il tutto parte dalla tradizione storica, cioè il motore, il cuore pulsante che ha fatto poi nascere il palio è proprio la rievocazione storica di questa attività che veniva fatta una volta all'interno delle case, che era per tutti quotidiana, che negli anni, per non perderla, diciamo, per strada, si è deciso di rievocare, perché per far vedere anche alle generazioni del giorno d'oggi da dove arriviamo.